Ben ritrovati! Sono molti i comuni italiani spinti come sviluppo economico dal turismo. Lo studio recente di Sociometrica su dati Istat e riportato da Il Sole 24 Ore calcola che sono 3.390 i comuni italiani, ben il 43% del totale, che producono elevato valore aggiunto e ricchezza grazie all'industria del turismo. Peraltro l'83% del totale degli ospiti viaggiatori in Italia si concentra in ben 500 comuni principali. La ricerca mette in rilievo che aggregare tutte le componenti del sistema turistico territoriale amplifica molto gli indotti economici nei distretti turistici. In definitiva, i comuni, oltre a pianificare i singoli piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista del turismo, dovrebbero in questo segmento mettersi insieme con i comuni vicini dal punto di vista dell'offerta. Per valore aggiunto economico si evidenziano tra i primi comuni in classifica Roma, Milano, Venezia, Firenze, Rimini e Napoli. E i primi 20 comuni italiani sanno creare un valore aggiunto che oscilla da 0,6 miliardi di euro per il comune classificato al 20° posto sino a 8 miliardi di euro per il comune che in questa classifica si trova al primo posto. Sociometrica stima che il 2022 sarà l'anno del quasi recupero dal punto di vista del turismo dopo la pandemia, con solo il meno 11% rispetto all'anno 2019. Dati utili, mi auguro, per tratteggiare sempre di più l'importanza del turismo per lo sviluppo degli enti locali comunali. Arrivederci.